Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Subito i titoli di questa edizione. L'orrore di Altavilla Milicia, vogliamo giustizia, non fateli passare per pazzi. Ai nostri microfoni la mamma di Antonella, una delle 3 vittime. In ricordo delle vittime, oggi corteo silenzioso degli studenti di Bagheria. Paternò le nostre telecamere tra i braccianti immigrati che dopo giornate di lavoro nei campi passano la notte in una baraccopoli, in mezzo ai rifiuti, senza servizi. Continua l'inchiesta del TG Sicilia sul caporalato. Palermo, la galla contestato al cimitero dei Rotoli dai residenti del quartiere vicino, contrari all'ampliamento del Camposanto. Prima autentica protesta contro il sindaco. Ravanusa sfregiata al volto per un litigio, vittima una ragazzina di 16 anni di Campobello di Licata, colpita alle spalle con 3 coltellate durante la festa di Carnevale, denunciate 2 minorenni. In 1500 a Roma per la manifestazione degli agricoltori traditi, la fazione dei trattori in lotta più critica con il governo. Dalla Sicilia sono partiti 14 pullman. Sul palco del Circo Massimo le storie di chi non riesce più a vivere lavorando la terra. Primo sequestro di Vax a Catania, una resina derivata dalla marijuana 5 volte più potente dell'erba tradizionale che causa danni irreversibili. 1 grammo può costare anche 100 euro, in manette un 24enne bulgaro. Catania, anziana, perde la casa all'asta ma vanta un credito di 500.000 euro da chi ha avviato il pignoramento. Un paradosso giudiziario che mette sulla strada un 80enne. E come se non bastasse c'è anche il giallo di un testamento. E poi il calcio, Catania in caduta libera, rossazzurri sconfitti anche da Latina e l'11° stop stagionale. Adesso la classifica comincia a preoccupare. Vola invece il Messina, superato il Sorrento, la squadra di Modica è a un solo punto dai play-off. La strage di Altavilla Milicia, la mamma e il fratello di Antonella davanti alla casa degli orrori, vogliamo giustizia, non fateli passare per pazzi. Barreca e la coppia di complici restano in carcere stamattina a Bagheria in ricordo di Kevin, un corteo silenzioso di studenti. Marco Gullà. Una carezza ad un peluche che è stato lasciato davanti il cancello della casa degli orrori, una casa che prima era famiglia, era appunto una casa normalissima dove si svolgeva la quotidianità di una famiglia apparentemente serena e normale. Adesso la mamma di Antonella Salamone, la donna uccisa assieme ai suoi 2 figli dal marito Giovanni Barreca ad Altavilla Milicia, guarda con tenerezza quell'orsacchiotto che in questo momento le ricorda il piccolo nipote Emanuel, torturato e ucciso da quel genero che adesso è in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Il sacchiotto rappresenta l'amore per loro, perché mia figlia, anche mia figlia, era una mamma ma era una coccolona, era per me sembra la mia bambina. Miei nipotini. Si commuove quando pensa a cosa hanno passato. I dettagli macabri sulla vicenda sono un pugno allo stomaco per tutti, figuriamoci per loro che non riescono ad accettare una tragedia dai contorni assurdi. Chiedo giustizia, e che venga fuori tutta la verità, ma tutta la verità, e non devono farlo passare per pazzo, perché pazzo non lo era né lui né quella coppia. Il primo giorno avevo tanta rabbia, tanta che se ti trovavo ti abbracciavo fortemente. E il secondo giorno tanto dolore, il terzo anche, ma adesso mi sono ripreso e adesso lotto proprio perché venga fatta giustizia e venga fuori tutta la verità. I 3 restano ovviamente in carcere. Un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo artistico Guttuso ha invece sfilato a Bagheria per ricordare Kevin Barreca, 16 anni, che frequentava la scuola in provincia di Palermo. Kevin, non esiste separazione finché c'è il ricordo. Kevin vive, sono alcune delle scritte che campeggiavano sui cartelloni degli studenti in corteo con la foto del ragazzo.
E adesso la nostra inchiesta sul caporalato. Siamo entrati in una delle baraccopoli attorno a Paternò, dove per mesi si accampano i braccianti stranieri sfruttati nelle campagne. Lorena Dolci. Dormono sulle panchine, in case abbandonate, per strada. Qualcuno si accampa persino in queste auto. Poi c'è chi trova posto nel Grand Hotel di Paternò, una delle tante baraccopoli che sorgono durante la raccolta delle arance. E questa è la reception. Di giorno la baraccopoli è deserta, ma al varco, all'ingresso che abbiamo appena superato, c'è sempre un presidio di sorveglianza. E invece in questa spianata ai piedi di un convento troviamo anziani e alcuni giovani. Qui in quanti dormite? Noi dormiamo sì. Quanti siete? 2, 3? Quanti dormite qua dentro? Non lo so. Ah, non è casa tua? Tante persone. Tante persone? Sì. Qua vedete riscaldano l'acqua con il fuoco, quella è una pentola per riscaldare l'acqua, la riscaldano e qui si fanno, diciamo, la doccia. I rifiuti sono ovunque, poi qualcuno li brucerà. I più creativi hanno realizzato una tenda con veranda, per il resto sono tuguri. Guardate, c'è una valigia, c'è un bidoncino probabilmente per sciacquarsi, una padella lì buttata, scarpe, tutto assieme. Quante persone bivaccano in questi posti? Solo in questa si parla di 500-600 persone, come è stato detto da alcune persone che sono all'interno. Basta venire di mattina alle 5:30, alle 6, già noi li vediamo tutti che sono davanti ai bar o davanti pure alle scuole, alle piazze, che aspettano che se li portano. Però nessuno se ne accorge. Non se ne accorge nessuno perché non se ne vuole accorgere nessuno. In Spagna vi davano la casa e la doccia? Sì, la casa, doccia, lavora bene. Solo qui hai trovato questa situazione? Questa, mamma mia, prima volta. La prima volta? Sì, la prima volta la vita così. Te ne vuoi andare quindi? Sì, andare alla Olanda. Perché avete messo questa bandiera italiana? Mi piace Italia. Ti piace Italia? Sì, sai. Vuoi stare qua? Sì, io ci ho 7 anni qua in Italia. Però non si vive bene in questo campo. Questa non funziona così. Ma voglio cercare qualche posto, capito? Per cambiare questa vita, non mi piace. Palermo, la galla contestato al cimitero dei Rotoli dai residenti del quartiere vicino, contrari all'ampliamento del Camposanto, prima autentica protesta contro il sindaco. Marco Gullà. Sorpresa inattesa per il sindaco Roberto Lagalla, contestato da una ventina di residenti della borgata di Vergine Maria a Palermo. Gli abitanti del quartiere Marinaro della 7ª circoscrizione hanno ribadito il proprio no nei confronti dell'allargamento del cimitero dei Rotoli nell'area denominata ex Edil Pomice. I residenti di Vergine Maria hanno timore che l'ampliamento del cimitero possa rappresentare un'area di rifiuti e stoccaggio per il loro quartiere. Abbiamo proposto tanto ai cittadini quanto alle associazioni, quanto all'Agenzia per i beni confiscati, qual è il nostro obiettivo, cioè quello di realizzare uno spazio di servizio, solo di servizio per quanto riguarda i servizi cimiteriali, quindi senza nessun tipo di rifiuto speciale. Nell'area confinata vicino l'azienda che attualmente ancora detiene una parte di uno spazio confiscato alla mafia. La prima vera contestazione per il sindaco Lagalla. Sono 14.500 le domande di contributo per le famiglie siciliane sul caro mutui arrivate sulla piattaforma dell'IRFIS. Il presidente Schifani dice che la procedura segue il suo iter regolare. A 14 giorni dalla scadenza prevista per il 29 febbraio la risposta di adesione è più che soddisfacente. A Ravanusa, nell'Agrigentino, i carabinieri hanno denunciato alla procura per i minorenni di Palermo 2 ragazzine accusate di aver accoltellato e sfregiato al volto una sedicenne di Campobello di Licata durante i festeggiamenti del Carnevale. Davide Sarto.
C'è una prima svolta investigativa nell'aggressione ai danni di una sedicenne di Campobello di Licata, accoltellata durante i festeggiamenti di Carnevale a Ravanusa. I carabinieri hanno individuato le presunte responsabili dell'accoltellamento. Si tratta di 2 minorenni di Ravanusa, adesso indagate per il reato di lesioni personali aggravate. L'inchiesta è coordinata dalla Procura per i minorenni di Palermo. Le indagini non si fermano e proseguono al fine di accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto. La sedicenne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata aggredita a margine di una lite tra minorenni. Le ragazzine avrebbero così estratto un coltello colpendola al volto e al torace. Un fendente tra naso e sopracciglio ha provocato un taglio che è stato medicato con oltre 30 punti di sutura all'ospedale di Canicattì. L'ennesimo episodio di violenza testimonia il collasso educativo di una parte della generazione emergente, nutrita solo dai social e dagli smartphone, e che già in tante altre occasioni, alla ribalta della cronaca quotidiana, ha manifestato in modo preoccupante sprezzo della vita e della convivenza civile. Catania ha convalidato il fermo di uno dei 7 indagati per la violenza di gruppo ai danni della tredicenne nella villa Bellini e che al momento dell'aggressione non risultava essere maggiorenne. Anche per lui custodia cautelare in carcere, confermata la detenzione pure per altri 3 degli indagati che sostenevano di non aver preso parte allo stupro. Condannato all'ergastolo l'imprenditore Antonino Borgia di Partinico, imputato dell'omicidio di Anna Maria Lacromiaria di Piazza, è avvenuto nel 2019. L'imprenditore, che aveva una relazione con la donna incinta al 4º mese, era accusato di averla uccisa a colpi di bastonate e a coltellate. In 1500 a Roma per la manifestazione degli agricoltori traditi, la fazione degli agricoltori in lotta da settimane e più critica con il governo. Dalla Sicilia sono partiti 14 pullman sul palco del Circo Massimo, le storie di chi non riesce più a vivere lavorando la terra. Lorena Dolci. Ce l'hanno con il governo, l'Europa, le multinazionali, la carne sintetica e la farina di grillo, ma anche con le associazioni di categoria che hanno sottoscritto gli accordi col governo. Loro sono il popolo del CRA Agricoltori Traditi, che dopo aver marciato su Roma sono scesi dai trattori e sono saliti sul palco del Circo Massimo, allestito su un rimorchio. Dopo il leader nazionale Danilo Calvani, che ha chiamato alla protesta, si susseguono le storie di chi non riesce più a vivere lavorando la terra. Dalla Val di Nonna al Dittaino, dalle Perabate all'uva di Mazzarrone, è un coro unanime che chiede aiuti concreti, la testimonianza della Sicilia. Noi siamo qua, siamo presenti e questo è l'inizio, non ci accordiamo noi a patti governativi! Vergognosi! Il ridotto dell'IRPEF, ma santo Dio dove siamo arrivati? Gli agricoltori, il 60% non può entrare nemmeno nelle banche! No ai terreni incolti, il grano è l'oro italiano, sono alcuni dei cartelli che i partecipanti espongono. 1500 secondo gli organizzatori, tante le bandiere tricolori. 2 le manifestazioni autorizzate che non si sono mai incontrate. A dividere le piazze la richiesta di dimissioni del governo, con Lollobrigida che ribadisce sul taglio dell'IRPEF: abbiamo fatto il possibile. A Roma restano i trattori a presidiare ancora per giorni le vie consolari. Gli agricoltori tornano a casa. Erano partiti dalla Sicilia a bordo di 14 pullman e mezzi propri, ma la protesta continua. Anche oggi ci sono stati sit-in a Enna, Marsala, Trapani e Caltanissetta. Gli agricoltori del Belice hanno scritto una lettera aperta a Mattarella. Non ci servono interventi tampone, ma leggi urgenti e speciali. Primo sequestro di Vax a Catania, è una resina derivata dalla marijuana ma 5 volte più potente dell'erba tradizionale, venduta nelle piazze di spaccio. 1 grammo può costare anche 100 euro. In manette un 24enne bulgaro, Luca Ciliberti. Per la prima volta a Catania i carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante hanno sequestrato una nuova tipologia di droga finora diffusa solo sul mercato clandestino. Si tratta del wax, ritrovato nell'abitazione di un 24enne bulgaro. Nello specifico si tratta di un concentrato di cannabis che si ricava dalle piante miscelando cime e foglie con un gas liquefatto allo scopo di separare la sostanza attiva e ottenere una resina simile alla cera. Il danno più grande non è solo la psicosi tossica, non è soltanto la presenza di allucinazioni, deliri, disorientamento spazio-temporale, ma il danno cognitivo permanente, il rischio
di un danno sulla memoria verbale che può permanere anche dopo una singola somministrazione. Questo condensato ha delle particelle di THC che può arrivare anche all'80% con effetti molto più forti del prodotto normalmente spacciato nelle piazze catanesi. Quando una droga già con una singola somministrazione è in grado di causare un danno sul cervello, un danno cognitivo, quella che noi chiamiamo, con una parola complicata, neurotossicità, vuol dire che già una singola somministrazione può danneggiare il funzionamento del nostro cervello e quindi non c'è bisogno di aspettare la sindrome astinenziale e quindi parlare di droghe pesanti. Questa è una vecchia definizione che ormai è superata. Il giovane arrestato sponsorizzava la vendita di questo potente allucinogeno online in una chat in cui proponeva l'acquisto sia al dettaglio che all'ingrosso. Il valore della droga era decisamente considerevole dato che il costo di acquisto è pari a 100 euro al grammo e la vendita totale avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Assieme alla droga, i militari hanno sequestrato anche 2.500 euro considerati proventi dello spaccio. Catania, turisti attratti dalle bellezze della città ma indignati per la sporcizia di strade e piazze. Scene di ordinario degrado anche in via Etnea e a Villa Pacini, dove sono ancora ben visibili i resti dei petardi esplosi per Sant'Agata. Tonino De Mana. Elogi alla bellezza e frecciate per la sporcizia. È una doppia cartolina quella che i turisti mandano da Catania con le immagini che fanno il giro del mondo e che riempiono d'orgoglio per il fascino dei monumenti, ma al tempo stesso indignano per i cumuli di rifiuti che si trovano persino nei posti più disparati, anche sotto nel letto del fiume Amenano. Italiani, stranieri, guide turistiche sembrano avere una voce unica, nessuno esce fuori dal coro. Ne penso proprio male. Ne pensano male, malissimo, perché è una bellissima città, ci si potrebbe stare bene e se ci fosse un attimino di più ordine potrebbe essere una città fantastica. Io sento parlare anche della sporcizia e io da catanese un po' mi vergogno che all'estero diamo questa immagine. Forse magari questa zona è un po' più pulita, ma se vanno verso altre zone veramente io penso che potrebbero anche scappare. Siamo nel cuore di Catania ed anche la centralissima via Etnea a ridosso di Porta Uzeta non mostra il suo lato migliore con cartacei e sacchi in bella mostra, mentre grossi contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati a ridosso di un dispositivo per scambiare ed erogare il denaro. Buche, trasporti, incuria e servizi inadeguati. Fare turismo richiede organizzazione e programmazione, come denuncia Franz Cannizzo. I servizi sono centrali, su quelli dobbiamo concentrarci e la pulizia, come i trasporti pubblici, come tantissime altre cose vanno curati con grande attenzione. E che immagine avrà di Catania il turista quando andrà via? Una pessima immagine e questo mortifica il lavoro, il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. La pescheria è un passaggio obbligato, così come Villa Pacini, che molti turisti percorrono per raggiungere il porto. Anche qui, a terra, rifiuti di ogni genere. Ci sono persino i resti dei petardi esplosi per la festa di Sant'Agata. Sono dappertutto, sui marciapiedi e nelle aiuole. Da queste parti i bagni pubblici sono all'aperto. Basta un angolo ed un muretto e poco importa se passa qualcuno. Tanto nessuno vede, specie chi dovrebbe vigilare. Catania perde la casa all'asta ma vanta un credito di 500.000 euro, un paradosso giudiziario che mette sulla strada un'anziana donna di 80 anni. E come se non bastasse c'è anche il giallo di un testamento. Ci racconta tutto Luca Ciliberti. Questa è la storia di un paradosso giudiziario, di processi e sentenze che camminano a due velocità e nel caso specifico, quando una corre più di un'altra, c'è chi finisce in mezzo alla strada. Questa è la storia di Teresa Modica, un'ottantenne costretta ad abbandonare il suo elegante appartamento in centro venduto all'asta a causa di un debito, lievitata a tal punto da arrivare a istanza di pignoramento accolta dal tribunale. Tutto normale, se non fosse che la signora Teresa vanta dal suo debitore e quindi da chi ha avviato il pignoramento un credito di oltre 500.000 euro come deciso con una sentenza della Cassazione che è ancora in attesa di esecutività. Adesso devo traslocare in un mini appartamento che mi ritrovo, che è sempre pignorato dalla stessa persona, che forse mi butteranno fuori pure da quello e non so più dove andare perché io vivo di pensione minima. Se avessi avuto i miei soldi datomi da questo signore per sentenza di Corte di Appello e poi per Cassazione che ho vinto tutto, io adesso me ne potevo andare in un appartamento decente, affittato, invece che in 40 metri quadrati di appartamento, piccolissimo. Il suo avvocato Enza Nicotra chiede
chiesto invano di sospendere l'esecutività, ma il reclamo è stato dichiarato inammissibile. E poi il mistero. La casa intestata alla figlia della signora Teresa, scomparsa prematuramente, era ritornata di diritto ai genitori. Curioso quello che accade dopo. Nel 2018, nella buca delle lettere, la signora trova un testamento firmato dalla figlia scomparsa 6 anni prima, in cui indica come sua unica erede la mamma. La donna, sotto consiglio di alcuni professionisti, pubblica quell'atto e, diventando unica proprietaria, comincia il suo calvario. Il marito, che molti anni prima si era trasferito in America, scopre tutto, fa periziare il testamento da un grafologo che attesta che quell'atto è falso. Così rivendica la metà di quella proprietà davanti al tribunale, ma è in attesa di risposte. Solo pochi mesi fa l'uomo ha scoperto di aver avuto pignorata anche la sua parte di casa, nonostante lui non abbia alcun debito con nessuno dei soggetti interessati. I protagonisti di Sanremo pronti a sbarcare in Sicilia la prossima estate. Diversi gli appuntamenti che vedranno sui palchi della nostra regione voci e volti del festival. Francesco Triolo. Dal palco di Sanremo ai cieli stellati della Sicilia, l'estate nell'isola avrà la colonna sonora del festival appena concluso. Basta dare un'occhiata alla lista dei concerti previsti nell'isola. Da Palermo a Catania e Messina arriveranno tutti i big, a cominciare da Geolier, che arriverà al Franco Scoglio di Messina con il suo tour negli stadi e già in prevendita. Progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Il consiglio di amministrazione della società che sarà a capo dei lavori ha comunicato che saranno occupati mediamente 4.300 addetti all'anno, che raggiungeranno un picco di 7.000 nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere, 7 anni previsti, saranno complessivamente occupati 30.000 lavoratori per anno. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Catania ancora sconfitto in trasferta. A Latina basta il gol di Riccardi per condannare gli etnei all'11° stop stagionale. Rossazzurri in ritiro in vista della Juve Stabia. Marco Carli. 3 dati che raccontano il Catania, una squadra che non sa più segnare, l'ultima rete è stata di Rapisarda a Foggia e dunque non sa più vincere, i 3 punti mancano da un mese, 4-0 al Brindisi. Una squadra che subito un gol non sa più rialzare la testa, è successo anche a Latina, segna Riccardi l'1-0 e gli etnei, pur con 4 giocatori offensivi contemporaneamente in campo, creano quasi nulla. Ci manca magari la concretizzazione, non è che lo scopriamo stasera, però secondo me fino al gol la partita il Catania l'ha fatta molto bene e poi ovviamente in un momento del genere, quando l'avversario al primo tiro ti fa il gol, ci può essere magari dei giocatori che accusano il colpo un po' più di altri. A tutto questo si aggiungono gli infortuni costanti, con il Latina Rapisarda out dopo pochi minuti e le varie indisponibilità. Oggi avevamo 13 giocatori disponibili perché la notte ci ha portato influenze, vomito, diarrea, ci ha portato di tutti. Gli unici giocatori sani che avevamo in panchina erano Averi, e Bois e Monaco, gli altri o avevano la febbre o erano infortunati. Al Francioni per più di un tempo il Catania regge senza incantare ma senza eccessive sbavature, tranne 2 errori di Albertoni in uscita e in disimpegno. Nello stesso periodo però i rossazzurri tirano solo una volta pericolosamente in porta con Cicerelli che esalta i riflessi di guadagno. Siamo a fine primo tempo, ad inizio ripresa arriva il gol di Riccardi e poi quasi il nulla, se si eccettua l'ennesima occasione mancata nel periodo da Costantino. E invece il Latina a costruire 2 o 3 palle gol che potrebbero portare al raddoppio. La classifica del Catania adesso è sempre più deficitaria, squadra in ritiro. Domenica al Massimino arriva la Juve Stabia, prima in graduatoria e reduce dal pari interno col Brindisi. Ancora una vittoria invece per il Messina che ha superato 2-0 il Sorrento al Franco Scoglio. I gol entrambi nella ripresa al 10° minuto, Plescia e raddoppio al 47° di Luciani. Giallorossi ha una lunghezza della zona play-off. Il Messina supera l'esame di maturità ed è ad un solo punto dalla zona play-off. La vittoria contro il Sorrento, maturata nella ripresa, è la quinta nelle ultime 6 giornate. Complessivamente la rimonta si racchiude nei 24 punti conquistati in 11 partite. Numeri da primato per una squadra che ha conosciuto la coda della classifica, con Giacomo Modica, oggi protagonista indiscusso, a fine novembre ad un passo dall'esonero.
È bello vedere che in questo momento la squadra gioca, si diverte, lavora ed è convinta e consapevole di quello che ha dentro, quindi andiamo avanti partita dopo partita e ribadisco che questa è la partita più bella, perché era uno spartiacque non indifferente che abbiamo potuto fare non in termini squisitamente tecnici, ma perché avevo bisogno di uomini, di capire che cosa era il campionato nostro e soprattutto la possibilità di portarci ancora allungando quella che è la zona bassa, perché noi dobbiamo solo guardare in questo momento la zona bassa, i sogni li facciamo vivere alla città. La coppia Plescia-Luciani nella ripresa ha scardinato la difesa campana, spinta da un Zunno imprendibile e dal miglior Ragusa stagionale. Fumagalli ha messo ancora una volta i suoi guantoni su uno dei rari tentativi degli avversari, mentre nell'altra metà campo Emmaus e compagni hanno creato pericoli in serie per la porta di Del Sorbo. In classifica il Messina raggiunge quota 35, a pochi passi ormai dalla salvezza diretta, ma a questo punto l'obiettivo è un altro, a partire dalla trasferta di domenica prossima a Giugliano, diretta concorrente per uno dei primi 10 posti. E per questa edizione del nostro telegiornale ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.